Inaugurata oggi la nuova sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Santa Margherita del Belice, incontrata Madonna di Trapani. Presenti alla cerimonia il sottosegretario all'interno Carlo Sibilia, il capo dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Laura Lega, il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Guido Parisi, diversi sindaci dei comuni del Belice. Il distaccamento è stato intitolato all'ingegnere Alessio Scirè di Montevago, la cui figura è stata ricordata dal sindaco del suo paese, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo. I Vigili del Fuoco, che ringrazio tutti per il lavoro straordinario che fanno. Il sottosegretario lo ricordava prima, l'ultima disgrazia, tragedia di Ravenusa, e voi sempre presenti. Questo distaccamento è sicuramente un punto d'approdo importante per tutto il Belice e per quello che il Belice rappresenta. Ringrazio la famiglia, Nora, Alice, Alessandro, la mascotte che oggi è qui. Io credo che per la famiglia Scirè oggi sia una bella giornata che si corona con questa intitolazione di questo distaccamento a nonno e a papà. L'ingegnere Scirè, noi lo chiamavamo in generale, è una figura bella. L'ingegnere Scirè era una bella figura, una figura sorridente, un uomo d'altri tempi, un galantuomo, una persona disponibile con tutti, ma con i suoi concittadini ancora di più.